9 anni fa la Chiesa e soprattutto la cultura agrigentina perdeva uno dei suoi maggiori rappresentanti, Monsignor Domenico De Gregorio, teologo, storico e dal 1976 al 2001 per 25 anni direttore del settimanale L'Amico del Popolo. Nell'anniversario della scomparsa, lo studio teologico San Gregorio Agrigentino ha voluto ricordare Monsignor De Gregorio con una tavola rotonda sul tema Gesù, volto umano di Dio, cultura e nuovo umanesimo, una tematica in sintonia con quella al centro del convegno nazionale della Chiesa italiana che si terrà a ottobre a Firenze. È un argomento molto importante per ora perché purtroppo noi vediamo di come la nostra società ha bisogno di essere richiamata ai valori umani e quindi la Chiesa d'Italia si è impegnata su questo tema. Noi rifletteremo sul nuovo umanesimo, su Cristo nuovo umanesimo attraverso diversi approcci. Ci sarà naturalmente un approccio di contesto generale e poi ci sarà un approccio culturale. Questo nuovo umanesimo, quando è presente al Museo Diocesano di Agrigento, è presente nella tematica della passione, che è visibile in tutte le sale del museo. E questa tematica della passione presenta una bellezza che è diversa da quella a cui noi siamo abituati, una bellezza che non è omologata, una bellezza che è molto più spirituale, una bellezza che ha bisogno della bruttezza, della passione, del dolore e del sacrificio per rinascere a nuova vita. È stata una splendida occasione per vedere come il tema della fragilità umana, il tema della sofferenza, il tema del dissidio esistenziale che travaglia l'uomo possa trovare un preciso riferimento proprio nel volto di Gesù sofferente, che è quel Gesù nel quale Dio Padre si è incarnato, e nel mistero dell'incarnazione sta il paradosso supremo della nostra fede, quella fede che è stata scandalo per i giudei, follia per i greci. Questi aspetti assurdi, paradossali, che sembrano talvolta anche cozzare con la logica della ragione umana, rappresentano forse l'aspetto più peculiare e più profondo della nostra fede, la nostra fede che ci aiuta naturalmente ad avvicinarci a Dio, e noi possiamo farlo proprio attraverso Gesù, solo se vogliamo essere contemporanei della sua testimonianza e della sua sofferenza.